Nasini all'insù e sguardi stupiti dei bambini che oggi hanno partecipato all'iniziativa Sicurezza e Soccorso nella caserma dei Vigili del Fuoco di Treviso. Oltre 1500 i piccoli delle materne ed elementari che hanno guardato ed applaudito gli uomini del soccorso. Sì, perché assieme ai pompieri c'erano anche i carabinieri, il SU M118, la Guardia di Finanza e la Polizia. Queste iniziative vogliono evidenziare ai futuri cittadini di domani quello che significa lavorare in sicurezza, quindi in funzione di quelle che sono le situazioni talvolta anche di rischio, che la sicurezza comunque deve essere sempre messa al primo posto. Un viaggio nella provincia di Treviso per permettere a tutti i piccoli di varie scuole di vedere i vigili del fuoco al lavoro. Un'iniziativa che ha riscosso sempre un ottimo successo. Ieri a Conegliano 1500 bambini, a Oderzo 800 e domani al 51esimo storno ne sono previsti ben 3000. È una bella e ottima cosa per i bambini apprendere così in tranquillità cosa noi facciamo sulle strade. È importante che sappiano riconoscere quali sono le nostre divise, i nostri ruoli, il fatto che lavoriamo in maniera sinergica insieme ad altre forze, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza quando è necessario, e che tutti insieme l'unico obiettivo che abbiamo è aiutare le persone in un momento di difficoltà, ognuno per le proprie competenze. I piccoli sono passati dai mezzi dei Vigili del Fuoco, alle ambulanze, alle vetture dei Carabinieri e Polizia, fino all'attività della Polizia Locale, una giornata diversa che ricorderanno. 1, 2...